È iniziato dal turno della notte per proseguire per tutta la giornata lo sciopero dei lavoratori della Astore di Casazza Ligure. 44 dipendenti in forza allo stabilimento della Valpetronio che insieme a quelli dell'indotto hanno presidiato i cancelli della fabbrica per chiedere ancora una volta all'azienda di fermare un trasferimento a Casella che per la maggior parte di loro è insostenibile ed equivale ad un licenziamento indiretto. Noi non ci stiamo, noi vogliamo restare qua sul territorio, qui abbiamo i nostri affetti, i nostri cari, i nostri figli che vanno a scuola e vogliamo restare qua sul territorio, anche perché un trasferimento comprometterebbe completamente la nostra vita personale, la nostra vita privata, sarebbe complicatissimo la gestione di tutto questo. È un trasferimento che alla luce anche dei risultati dell'azienda risulta inspiegabile, comunque non è giustificato. Certo che sì, perché i risultati sono ottimi. Questa azienda dà buoni risultati in termini di fatturato, in termini di produttività e di qualità e servizio al cliente. Quindi per noi non c'è una motivazione concreta a questo trasferimento, se non che probabilmente una motivazione economica del gruppo, della dirigenza. A portare il sostegno delle istituzioni alla protesta dei lavoratori i rappresentanti dei comuni della Valpetronio. Un'avvertenza, quella di Astore, che è diventata una battaglia di tutto il comprensorio, ma non solo. È un'assurdità doverla smontare e non se ne capisce il motivo. Quindi noi proseguiremo in questa battaglia. Adesso abbiamo alzato il tiro insieme ai sindacati e ai dipendenti, abbiamo coinvolto parlamentari, abbiamo coinvolto i consiglieri regionali, abbiamo coinvolto anche il Ministero del Lavoro, il quale ci ha già risposto e adesso nei prossimi giorni poi convocheremo un consiglio comunale congiunto e lì poi faremo un documento di solidarietà per la fabbrica e come vedete siamo qua adesso per la strada dove è il nostro territorio e dove è giusto che noi siamo. Ecco.